ancora a muoversi sia Tavella che Neri. Viene cercato il centravanti del Tor di Quinto che perde poi il duello. Alfano riconquista palla. Cerca l'imbucata di destro proprio per Neri. Errore della difesa. Attenzione a Neri. Viene messo giù e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Lazio. Bravissimo Neri. Il talento del Monti Prenestini. Va con il mancino Tavella. Il cucchiaio. Thomas. Tavella. Che cucchiaio. Che personalità per il talento del Monti Prenestini. Lancio intanto sull'out di sinistra dove prova ad arrivare di testa in chiusura la Piccirella, ma è rimessa questa volta per Bolzano. Mantovani prova a girarsi in aria, pallone poi che sbuca al centro dalle parti di Emer che arriva alla conclusione di prima intenzione ma spedisce alto sopra la traversa della porta difesa da D'Angelo. Fischia il direttore di gara, va al tiro Valentini, gran parata di D'Angelo, doppio miracolo del portiere del Certosa, una doppia parata incredibile di D'Angelo. Raddoppiato, recupera palla su di lui Trocher. Emer mette dentro per Widenhofer. Attenzione a Widenhofer che arriva tu per tu con D'Angelo. Ancora grandissima parata del portiere del Certosa. Bonato di testa, libera poi ancora la difesa. Pallone che arriva dalle parti di Baldi, si libera in aria, Baldi al tiro! Giovanni! Baldi! Il raddoppio del Lazio con il difensore del Roma City. Pallone sul sinistro, prova ad inventare ancora per il movimento di Mattei, viene chiuso ma c'è la Piccirella da alimentare, il cross di la Piccirella verso il secondo palo, Neri controlla e calcia! Chiuso bene da Bresolin, tutto solo sul secondo palo Neri, è riuscito a controllare e anche da calciare, ma Bresolin ha risposto presente sarà dunque calcio d'angolo, corner per il Lazio. Pallone dentro dalle parti di Emer, mette fuori la difesa, arriva Bonato, colpo di testa! Sul tentativo di tiro di Bonato aveva deviato Gran Ruaz, ma si supera ancora una volta D'Angelo che indossa il mantello da Superman e compie una gran parata. Pallone dentro di Widenhofer, la deviazione ed arriva il gol di Bolzano sotto porta a trovare la deviazione vincente è Bonato che spinge il pallone al di là della linea di porta e gonfia la rete in una situazione confusionaria in area. È arrivato il numero 5 di carattere e forza e l'ha buttata dentro per il gol di Bolzano.